Al presidente della regione Raffaele Lombardo piace e tanto la nuova legge elettorale che, secondo il governatore della Sicilia, contiene alcune norme molto positive, a partire dal voto confermativo per i sindaci. Per Lombardo i sindaci non saranno eletti per effetto di trascinamento delle liste. Il presidente della regione afferma: la nuova legge favorirà i comuni e i cittadini perché spingerà i partiti a migliorare la qualità dei loro candidati. Ormai il sindaco non può essere frutto del trascinamento delle liste e dei candidati. Noi abbiamo, con una legge proposta dal governo, previsto che nella scheda, se non si segna con una crocetta il nome del sindaco, il voto per il sindaco non vale. Questo cosa vuol dire? Che i partiti dovranno scegliere gli uomini migliori, quelli più conosciuti, più stimati, più credibili, più affidabili, piuttosto che signori sconosciuti che vengono eletti per effetto trascinamento, i quali poi rendono conto soltanto ai capi che li hanno designati piuttosto che alla città. Raffaele Lombardo potrebbe anche non ricandidarsi alle prossime elezioni regionali per lasciare spazio al leader di Forza del Sud Gianfranco Miccichè. Guardi, non ho assolutamente problemi, si sceglierà una persona giusta, Miccichè, perché no? Io non ho assolutamente niente in contrario, purché, come dire, il progetto sia autonomista, purché l'uomo, quando arriva la telefonata dai padroni romani che fanno gli interessi del nord, non debba obbedire. Se è legato al territorio, a un partito del territorio e può sbattere il telefono in faccia a chi che sia, Miccichè o altri, non ho nulla in contrario. L'MPA in Sicilia è un partito in ascesa che è dentro il terzo polo e con gli alleati punta a governare più comuni possibili. Non c'è dubbio che a Palermo e a Roma c'è un terzo polo ben formato e ben organizzato, ci sono anche gli uomini che poi incidono nelle scelte e qui ad Agrigento di fatto questo terzo polo non si è mai potuto concretizzare. L'ultima scelta fatta dall'avvocato Zambuto è stata quella di inserire in giunta 5 espressioni del PDL, che poi siano camuffati o che non abbiano una targhetta, ma siamo agrigentini, non viviamo a Milano, quindi è inutile dire che si appartiene alla società civile. La società civile è una scelta che si fa ricorso quando si è in difficoltà e per dire che in fondo forse è opportuno ma ognuno di noi sa chi sono le persone, stimabilissime per l'amor di Dio, ma sono collocate politicamente. Così come, lasciatemelo dire, si profilano all'orizzonte candidature che non appartengono alla società civile ma appartengono all'antipolitica, che vengono vestite poi dal sistema dei partiti.